Benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi giovedì 31 marzo. Ieri mattina davamo notizia dell'infortunio a cui è andato incontro Giovanni Di Giovanni, l'allenatore della squadra femminile di calcio a 5, titolare della gelateria Sottozero, il quale, durante una serie di allenamenti, volendo mostrare alle ragazze come si tira un calcio di rigore, ha perso l'equilibrio scivolando, cadendo ha battuto la testa. Si è reso quindi necessario il tempestivo intervento dei sanitari dell'ospedale di Chioggia che hanno ritenuto opportuno il ricovero al reparto neurochirurgia di Mestre, dove sembra essere ricoverato tuttora. E al post, a seguito del post, si è susseguita una lunga teoria di messaggi, di auguri per una pronta guarigione, da parte di persone che ora sono in attesa di buone notizie dall'ospedale di Mestre. Presso l'Anthony Palace Hotel di Marcon si è tenuto ieri un meeting di Federalberghi Veneto alla presenza dei presidenti nazionali Bernabò Bocca per Federalberghi e Alberto Granzotto per Faita Campeggi. Presenti i presidenti di tutte le associazioni Federalberghi Venete, da Chioggia Sottomarina, Venezia, Jesolo, Caorle, Bibione, Gardaveneto, Abano, Padova, Treviso, Belluno, Verona e Vicenza. Molti i temi trattati scottanti per il settore, dal piano nazionale ripresa e resilienza alla direttiva Bolkestein, passando per temi e proposte che riguardano l'IMU per gli immobili ad uso alberghiero, il nuovo catasto al vaglio del governo e la richiesta di riconoscimento delle strutture alberghiere come aziende energivore. In risposta alle polemiche sollevate negli ultimi giorni da parte del consigliere Montanariello, interviene il vice sindaco Daniele Tiozzo Brasiola, il quale fa notare che i NAS di Treviso hanno ispezionato la mensa dell'Istituto Don Milani e il centro cottura in data 22 marzo scorso senza trovare alcuna non conformità. L'azienda quindi ha messo in campo sufficienti azioni correttive e ha risposto positivamente alle pretese sollevate dall'amministrazione per quanto riguarda le migliorie che erano da apportare al servizio. Alla prossima commissione mensa, che si terrà la settimana entrante, è previsto un incontro con la ULSS 3 in modo da poter riprendere la collaborazione che c'era in passato. Sarà preparato dalla ULSS 3 il nuovo menù che verrà poi applicato a tutte le mense. Il vice sindaco si chiede dove voglia arrivare il consigliere. Le polemiche che sta approntando sono sterili, non possono avere un seguito in quanto con la struttura attuale non è possibile indire un nuovo bando. Inoltre, della gara sul progetto proposto dalla Elior Ristorazione, ora si parla con timore, ma il consigliere non ha evidenziato proposte alternative da parte di altre aziende. Si chiede al vice sindaco se l'intento del consigliere sia eliminare il servizio mensa e quindi il tempo pieno dalle scuole del territorio. Se questo fosse l'obiettivo, continua, dovrebbe dirlo in modo più chiaro, sentendo cosa ne pensano i genitori degli alunni. Il vice sindaco conclude informando che riguardo il precedente controllo non è giunta alla ditta Elior nessuna sanzione.
Venerdì 25 marzo si è conclusa una complessa operazione di polizia riguardante le risorse ittiche che si è svolta a livello interregionale. L'operazione, nominata Varuna, ha visto coinvolto 40 militari e 4 motovedette al comando della Guardia Costiera del Veneto, coordinati dal 9° Centro Regionale di Controllo Area Pesca, CCAP di Venezia. L'obiettivo dell'operazione è la verifica della detenzione e commercio di esemplari di pesce spada e tonno alla lunga, sotto misura o catturati nel Mediterraneo in periodo di divieto, periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo. Operazione quindi atta a contrastare la pesca illegale e a controllare il commercio di prodotti ittici lungo tutta la filiera, prestando la massima attenzione alla tracciabilità nel rispetto delle norme HACCP ai fini della sicurezza alimentare. La mancanza dell'etichettatura e delle informazioni minime sulla tracciabilità del prodotto è stato uno dei problemi riscontrati, mentre in uno stabilimento di Bergamo si è riscontrata la mancanza del rispetto delle norme in tema di gestione dei prodotti ittici scaduti. Questi sono quindi stati posti sotto sequestro amministrativo e avviati al corretto smaltimento. Tra gli altri problemi riscontrati durante le fasi di controllo è stato inoltre verificato che numerosi esemplari di pesce spada provenienti dal Mediterraneo erano stati commercializzati nel periodo in cui ne era vietata la cattura. In totale i controlli effettuati sono stati 57, 7 le ispezioni in mare a bordo di barche a strascico o di turbosoffianti, 9 le ispezioni a unità da pesca in porto durante lo sbarco, 14 le ispezioni al commercio al dettaglio, 6 nelle attività di commercio all'ingrosso, 7 ispezioni ai mercati ittici, 3 a veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici. Sono stati sequestrati 8 quintali di prodotti ittici in 5 operazioni, elevate 11 sanzioni amministrative per un totale di oltre 19.000 euro. L'attività della Guardia Costiera continuerà per vigilare e tutelare la salute del consumatore, al fine di evitare che sulle tavole finiscano prodotti potenzialmente nocivi per la salute pubblica. A gennaio il consigliere Montanariello aveva presentato una mozione in regione perché la stessa si impegnasse con il governo per far sì che il lavoro dei portuali venisse considerato usurante ai fini pensionistici. La categoria, che ora sta ancora subendo gli effetti negativi del Covid, deve fare ancora molte procedure manualmente, anche se tante sono state meccanizzate. Ieri la mozione, di cui il consigliere Montanariello è il primo firmatario, è stata accettata all'unanimità. Sarà una visita a solo scopo puramente conoscitivo quella organizzata dal presidente della 4ª commissione consiliare Claudio Bullo al complesso monastico di Santa Caterina, che si terrà la prossima settimana. L'invito a partecipare è indirizzato a tutti i consiglieri, sindaco e assessori. Da oltre 15 anni l'ex monastero delle Canossiane è in disuso. Dapprima ceduto a un'impresa immobiliare che non ha ottemperato alle obbligazioni, è stato rimesso all'asta più volte, ma mai nessuno ha sollevato proposte economiche. Si tratta di un complesso di dimensioni ragguardevoli e più volte è stata ipotizzata una sua acquisizione da parte dell'amministrazione comunale, da destinare eventualmente in seguito a progetti culturali, di ricerca o universitari, acquisizione caldeggiata da chi vuole che l'ex monastero torni alla città. Ma se il prezzo di partenza è accattivante, lo è meno la mole di interventi che dovrebbero essere fatti su tutta la struttura, a partire dalle mura esterne, che sono state anche transennate in un punto in quanto si è staccato qualche mattone. Gli interni di quello che fu anche scuola per molti chiogiotti e chiogiotte non se la passa meglio. Un intervento di manutenzione potrebbe rivelarsi troppo antieconomico. Il teatro Astra insegna quanta attenzione bisogna fare nel prendersi carico di una struttura così antica. In quel caso l'importo preventivato per la sistemazione di tutta la struttura fu ingoiato dai primi lavori, necessari per la stabilità dell'edificio.
Il rischio è che anche il complesso si trasformi in un sogno storico-culturale per la città e in un incubo economico-finanziario. Il sopralluogo permetterà a tutta l'amministrazione di toccare con mano e rendersi conto della situazione, un'opportunità utile soprattutto a chi è di fresca nomina e non conosce la situazione pregressa. Terzo libro per Francisco Merli Panteghini, presidente dell'Associazione Amico Giardiniere, quello che sarà presentato alla stampa sabato 2 aprile alle ore 11 a Palazzo Goldoni. Amare la terra e ritrovare noi stessi il titolo. 13 gli argomenti convergenti sulla possibilità di riscrivere la propria vita costruendo un rapporto vitale e creativo con la natura. 20 le interviste e i contributi al suo interno. Come il precedente, anche questo libro giunge in un periodo di crisi da cui si deve ripartire e quindi rinascere. Un malessere, quello istillato dalla pandemia, da cui si deve uscire e lo si può fare in armonia con le sagge leggi della natura. Un libro collettivo scritto a più mani dove i coautori sono agricoltori, pescatori, naturopati, artigiani e genitori. Un lavoro corale che ospita diversi punti di vista. Edito da Anguane, edizioni di Sossano, una piccola casa editrice in provincia di Vicenza, attenta ai temi ambientali. È in vendita presso le librerie di Chioggia e online. Da qualche mese il bar che si trova nell'area delle scuole a Borgo San Giovanni, nei pressi della Pista Rosa, è chiuso essendo cessata la gestione da parte della Baia del Sole. Secondo il consigliere Montanariello, la concessione per la gestione del bar, che è un bene della città metropolitana di Venezia, è bloccata dal comune di Chioggia. Ora la struttura è chiusa da tempo, lasciata nel degrado, afferma il consigliere, sia l'edificio che il prato che la circonda. I genitori vorrebbero tornare a frequentare il posto, soprattutto ora che comincia la bella stagione, afferma il consigliere. Molte sono le attività che vorrebbero partecipare al bando non appena sarà emesso per dare la concessione a una nuova gestione, ma a quanto afferma un consigliere PD della città metropolitana, Stefano Molena, al momento in città metropolitana è tutto bloccato proprio dal comune di Chioggia, che vorrebbe gestire il proprio chiosco, ma che a riguardo non si è ancora espresso definitivamente. Secondo Montanariello, il comune di Chioggia deve sbloccare la situazione in modo che la città metropolitana possa ritenersi libera di indire un nuovo bando. Oggi termina l'emergenza sanitaria, scade quindi, si scioglie il comitato tecnico scientifico e scade anche il mandato per il commissario Figliuolo. Il presidente della regione Veneto Luca Zaia approfitta quindi per ringraziare il generale Figliuolo per la collaborazione e per le attività che sono state portate avanti durante il difficile inizio della campagna vaccinale. Il generale Figliuolo sarà sostituito dal maggiore generale dell'esercito Tommaso Petroni a partire dal 1 aprile. Luca Zaia gli dà il benvenuto sperando che la questione Covid si chiuda presto.
Torna al Presenza al Vinitaly dopo 2 anni di vuoto a causa Covid. La presentazione della manifestazione, arrivata alla 54esima edizione, si è svolta ieri a Roma e si svolgerà alla Fiera di Verona dal 10 al 13 aprile. Il quartiere espositivo è al completo con 4.400 aziende provenienti da 19 paesi, 17.000 etichette di vino di degustazione. A quanto afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, sarà un'edizione di a tutto esaurito, con quasi 700 top buyer già accreditati, provenienti soprattutto dal Nord America. La fiera è un punto di riferimento a livello internazionale e una grande vetrina per il Veneto, prima regione italiana nella produzione. La fiera sarà un trampolino di lancio promozionale per il comparto viticolo-enologico veneto. Ieri allo stadio Aldo Edino Ballarin di Chioggia si è giocata la partita interna Union Clodiense Chioggia Sottomarina contro il Charlisse Musan. Il risultato è stato sbloccato solo da un rigore nei primi minuti del secondo tempo da Daniele Buongiorno. Sempre 4 i punti che continuano a separare la Clodiense dalla prima in classifica, l'Arzignano. Prossima partita domenica a Porto Tolle sarà il derby contro il Delta. Gli alunni della scuola media Pascoli l'11 aprile parteciperanno a una novità che coinvolgerà tutte le classi dell'istituto, creando divertimento e competizione. La sfida sarà una caccia alle uova pasquali che si svolgerà dalle ore 12 alle 14. Divisi per classi e poi suddivisi in squadre contrassegnate da colori, composte da 6 o 7 componenti, dovranno cercare ovetti su cartoncino colorato su cui sono riportate domande sulle materie di studio. La risposta corretta darà la possibilità di andare a cercare un altro ovetto. Tutti avranno un piccolo premio di partecipazione, ma le squadre vincitrici avranno un premio più ambito. I primi 3 premi saranno delle uova di cioccolato al latte, del peso di 1 chilo per il primo premio, 600 grammi per il secondo e 350 per il terzo. I lavori che stanno interessando Isola Verde riguardanti la ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa, dopo l'erosione provocata dalla mareggiata eccezionale dell'ottobre del 2018, necessitano dell'utilizzo di 4 macchine operatrici che devono potersi muovere liberamente sulla Batigia senza dover correre il rischio di coinvolgere nel loro spostarsi persone che si trovino a transitare nei pressi. Per questa motivazione l'ordinanza del sindaco Mauro Armelao, che impone l'interdizione completa di accesso e transito a mezzi e persone, dal 4 aprile al 30 aprile, nel tratto di litorale di Isola Verde interessato dai lavori. È disponibile l'applicazione per smartphone Valentina Guida e Basta, sviluppata da ANAS in collaborazione con Musi, che consente di impostare proprio cellulare sulla modalità di guida, con la possibilità di inoltrare a un gruppo di contatti preferiti un messaggio per comunicare loro che ci si sta per mettere in viaggio e per tutta la durata del tempo selezionata non sarà possibile rispondere al telefono. L'app rientra nella campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, dedicata ai rischi che derivano dalla distrazione, dalle cattive abitudini di guida e dal mancato rispetto delle regole del codice della strada. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 31 marzo, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!